Si è dormito in Dombelé e hanno fatto fare questa parata fotografica a Meret. I Ciagiarano vota a Meret, non lo so, ve lo potete dire voi nei commenti perché... Buongiorno, giustamente, ovviamente, buongiorno. La formazione è quella, e l'avevamo indovinato. Il problema napolitano, poi ne parleremo live. Benvenuti in Italia. Vabbè, no, per questo il Napoli deve stravincere il campionato e li dobbiamo prendere in giro perché noi siamo troppo signori. Sono aggressivi. Bravo Lobotta. Uè, Maronnami. Bravo Mario Rui. Sveglia guys, sveglia. Io dormo, voi dovete essere svegli. Bravo Zielinski, vai Lozzi. Anche sa le scarpe, dai. Bravo Lobotta, io con le scarpe. Ehi, Verde, calma. Verde degli Jackal. E quello è uguale, è Fabio Balsamo. Quasi autogol. Maronna mi Caldara. Di Lorenzo. È così. Spara. Ha sparato. Fuori Giosi. Bravo Anghissà. E qua devi chiamare poi il fallo. Esatto, il vantaggio non si concretizza. Dai Osi, è una manatuccia, non è niente, dai. Una manatuccia non è proprio niente. Non dovete simulare. Bravo Kvara. Dai, devi ammonire qua, esatto. Provaci Zielu. Un po' centrale. Bravo Anghissà, dai, dillo. Dai, mi sta piacendo Anghissà di nuovo, dai. Bravo Anghissà. Vai. Vai Kvara. Bella. Bella palla di Rui per Osimhen, bella palla. Attenzione, voglio capire se era dentro o no. No, fuori. Guarda, io tirerei proprio in porta, poi non lo so. Bella botta. Vedi? Bravo Mario Rui è inciampato. Bravo Kim. Ma veramente questo fa. Cioè, gli tira la maglietta, Lozano, quello improvvisamente lui le mani in faccia, proprio la Madonna mia, si è stracciata la catanina. Ragazzi, la dovete smettere di simulare. L'ho detto per Osi, lo dico per gli altri. E diventa uno sport ridicolo, diventa risibile, si ride. Almeno Osi la mano in faccia l'aveva presa, poi esageri e io dico non simulare. Ma se questo niente proprio, no? Cioè così, e mentre anche lui tirava la maglietta allo Zano, diciamo, e improvvisamente decide di mettersi a piangere le mani in faccia. Benvenuti in Italia. No, ma simulano tutti, nel mondo. No. Benvenuti in Italia è quello che loro hanno detto a noi. Quanto sta urlando Spalletti ad Osimhen. Lollino, di Lollino. Ragazzi, serve un colpo di genio, serve uno che salta all'uomo, che la manovra sì, però... bravo Maria. No, non c'è il fallo qua. Dai. Vai Kvara, dai. Troppo lungo. Bravo Kvara. C'è. Vai Zieno, vai. Dai Kvara. Vai Anghissà, dai Kvara. Una tua corner. Ragazzi, dai. Lozzi. Bravo Lozano, dai, mettila bene. Credo che Spalletti voglia più velocità nel giro palla, credo, poi lo sentiremo in conferenza, ma sta urlando come un ossesso. Non tanta roba, nel primo tempo. Lasciamo quei like che servono per smuovere la situazione, dai, che nel secondo tempo bisogna fare qualcosa di più, dai. Fallo di mano. Fallo di mano, vediamo un pochino che succede, perché così si sbloccano a volte le partite di un certo tipo. Napolitano subito. È bene che gli è girato. Kvara. È notte, non si può urlare. Piano, bravo Kvicia Kvaratskhelia. Dove sta? Sta qua. Kvicia Kvaratskhelia.
Come li tira bene, mamma mia. Questo è dedicato a me che dovrei dormire. Grazie, Kvicia, non ti preoccupare. Qua deviamo morire. Bravo anch'issa, vedi che sei tornato. Glielo dovevi dare prima. Vabbè, va niente. Bravo Rachmani. Bravo Ossi. Scusa, ma lui si è fermato. Non ha partecipato. Devi subito togliere Zielinski per Elmas. Adesso, proprio subito. Che col cartellino pure giallo addosso non esiste proprio. Bravo Ossi. Vattene solo tu, vai. Qualcuno che lo aiuti. Kvara! Ecco qua, quando Ossi... No! Che è sto fuorigioco? Il fuorigioco non c'è. Lui non lo spinge, niente proprio. Ragazzi, non scherziamo, dove sta questo fallo di Osimhen? No, me lo devo scrivere. Osi gol mistero. Dai, ma non scherziamo proprio. Eccola la soluzione che vi dicevo. Politano. Cross pericoloso. Ragazzi, non basta l'1-0, non basta assolutamente. Oh sì! Pulito! Salta! Altissimo! Osimhen. Non ci arriva nessuno. Oh sì, pulito. Fanno pure così che c'è il sole. Vieni giù, fanno tutte le battute. Bravi, test. C'è un assist qua, non lo so. Il difensore. Però quanto cacchio è saltato sopra le mani del portiere. Bravo Osi. Guarda Osi addirittura così calmo che mette pace. Una cosa bellissima. Kvara, una bella palla per Politano. Bravo Lobotka, segna Kvara. Gli ha dato il gol a Osi. Kvara gli ha dato il gol a Osi, ragazzi. Poteva fare lui gol. È di un altruismo sto ragazzo. Il più giovane della cucciolata. Messo il cuoricino di Kvara qua, si vede? Il pressing vincente di Bobotka. È là che hanno fatto. Poi sono piccoli gesti, capito? Cioè, lui sta lottando anche per il capocannoniere. Bravo Kvic. Vedi, per esempio, qua Spalletti avrei tolto Osi. Va bene togliere Kvara che te lo proteggi perché deve riposare, ma avrei tolto Osi per dare sfizio a Simeone, non per far riposare Osi. Dare un po' di... lo stesso Raspadori, magari. E se qualcuno sta pensando, magari non l'ha tolto perché gli vuol far fare la tripletta, è un gesto bello per l'attaccante. No, io non lo voglio che faccia la tripletta, sennò su catene subito. Deve fare meno gol e già segni tutte io. Capite? Eccolo Simeone. Bello Elmas, bello Simeone. Vai Olivera fino alla fine. Non si dice fino alla fine. Da Simeone che si fa su tutta la difesa. Bravo. Dai ragazzi, premiate lo sforzo di Simeone. Si è dormito in Dombele. Hanno fatto fare questa parata fotografica a Meret. I Ciagiarano vota a Meret. Non lo so, me lo potete dire voi nei commenti perché poca roba. Però poverino, se lo merita il voto. Che se gli dai 6 è come mortificarlo. Gli dai 6,5 perché stava lì sveglio. Di Bello ha fischiato tutto. Wow, Di Lorenzo tira a porta. Vabbè, ragazzi, penso che sia finita. Io devo ringraziare i giocatori dello Spezia per i 3 regalucci, che sono 3 regalucci, ed è una questione di fair play, di saper vivere, perché quando i tuoi tifosi ci danno il benvenuto nella loro nazione, no? Benvenuti in Italia, 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 benvenuti in Italia. Lasciate i like. Ne voglio 1000, non mi interessa che la squadra è scarsa, la squadra avversaria. 1000 like, benvenuti in Italia.
poi ne parliamo live durante il derby e domani analisi tattica, mica mi perdo in chiacchiere. Dai, iscrivetevi al canale. Benvenuti in Italia, benvenuti in Italia, benvenuti in Italia. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.